Emergenza loculi al cimitero di Piana Traversa a Favara. Conferenza oggi nel luogo sacro di via Capitano Callea del consigliere comunale del PD Giovanni Mossuto. Quest'ultimo ha voluto constatare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori della sezione 89, struttura che offre la sepoltura a 140 salme e che secondo il dirigente dell'UTC, ingegnere Alberto Avenia, da lunedì prossimo potrebbe essere parzialmente pronta. Infatti aveva assicurato che si potrà iniziare a tumulare nella sola prima fila della nuova sezione. Dal sopralluogo effettuato, il consigliere del PD dimostra qualche perplessità sul rispetto dei tempi previsti dall'ingegnere Avenia. Mossuto richiama anche ad assumere un maggiore senso di responsabilità l'assessore al ramo Lino Sorce. Già da 2 giorni il comune di Favara è senza loculi, è senza loculi. È una cosa gravissima che non può assolutamente passare inosservato e non possono esserci le parole rassicuranti di qualche amministratore che dice che tutto è sotto controllo, perché io ritengo che questo è una mortificazione all'intelligenza di tutti i favaresi. E l'assessore Lino Sorce che cosa fa? Invece di occuparsi del cimitero, visto che ha la delega ai servizi cimiteriali, fa altro. Se ne va all'Itria cercando di regolare, visto che il suo feudo, cercando di regolamentare il traffico dell'Itria, cerca di fare bitumare le strade di qualche amico o di qualche conoscente e non si occupa dei cimiteri. Loro dicono la responsabilità del Consiglio Comunale perché il Consiglio Comunale non ha approvato la variazione di bilancio. È una falsità, perché se noi sappiamo che noi abbiamo un gettito per quanto riguarda la vendita dei loculi e delle aree del cimitero di circa 350.000 euro all'anno e se è vero che sono somme a destinazione vincolata, non possono essere utilizzate per altre cose. Perché l'amministrazione comunale ha solo previsto 100.000 euro nel bilancio di previsione per il 2010? C'è un errore a monte gravissimo, ognuno deve assumersi la responsabilità